Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica e del podismo. Vertical Dash Lastris a Gemona vincono Tiziano Moia e Cecilia De Filippo. Il team Sky Friuli del presidente Ivan Serafini è società giovane, nata nel 2016 con uno scopo preciso: riunire sotto la sua bandiera gli amanti della corsa in montagna e dello sci alpinismo. Team Sky Friuli si fa apprezzare anche per l'organizzazione delle gare e anche per la sua presenza collaborativa nelle varie attività sociali. La Vertical Dash Lastris, abbinata al Challenge Young per i giovani, ha richiamato mercoledì sera 170 concorrenti che si sono ritrovati presso gli impianti dell'Associazione Sportiva e Ricreativa di Gemona del Friuli. Da qui è partita la gara assoluta di 4 km, con ben 1000 metri di dislivello, per salire fino ai 1336 metri del ricovero Elio Pischiuti in cima al Monte Quarnan, che ha visto la vittoria del favorito Tiziano Moia della Gemona Atletica in campo maschile e di Cecilia De Filippo Dolomiti Sky Alp in quella femminile. Moia ha preceduto in 37,43 austriaci che sono finiti nell'ordine alle sue spalle: Christoph Ockenwarter 39,38, Silvio Vesic 39,55 e Paul Bebnik. Al quinto posto, secondo dei regionali, si è piazzato Michele Sulli al Domoro Paluzza, appena davanti al neocampione italiano di ski roll e compagno di squadra, Michael Galassi, davvero bravo a interpretare al meglio le due discipline. Pronostici rispettati tra le donne, con Cecilia De Filippo che ha avuto la meglio su Rosy Martin al Domoro Paluzza. Ha completato il podio Micaela Mazzucca, GS Stella Alpina. Sia Moia che la De Filippo comandano con largo margine anche la classifica a punti. Il circuito Friuli Vertical Challenge by Nortec, abbinato al Challenge Young, è organizzato dal Team Sky Friuli con la collaborazione di Nortec Sport e del corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Udine. È nato per avvicinare i ragazzi alle discipline praticate dai loro genitori, dare una opportunità a loro e alle famiglie. Si tratta di 4 manifestazioni di corsa in montagna dedicate ai grandi, ma soprattutto ai giovani e giovanissimi fino ai 15 anni. Saltato il cronometraggio real time, i parziali rilevamenti cronometrici sono stati esclusivamente indicativi, mentre sono da considerarsi validi i piazzamenti, che permetteranno agli organizzatori di gestire i punteggi del challenge e definire la classifica finale del circuito. Moia, 3 giorni dopo il successo di Gemona, a Malonno in Valle Camonica ha conquistato l'argento nel campionato italiano assoluto di chilometro verticale, dietro come lo scorso anno a Henzi Aimod. Sentiamo quello che ci aveva detto anche in merito a quell'appuntamento e a seguire alcune battute della seconda classificata, Rosy Martin. Ha avuto un piccolo infortunio. Sì, diciamo che la condizione è buona, oggi ho corso bene. Avevo avuto avversari nella prima parte di gara, poi sono riuscito a mettere giù un buon ritmo e sono arrivato su da solo. Ho avuto un piccolo fastidio questi giorni per una puntura di Calabroni, ma vediamo adesso se si risolve rapidamente, spero. Sabato gli italiani di Vertical, che è uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Io spero di essere al 100%. Oggi ho corso bene lo stesso, la mia preoccupazione è che la terapia mi indebolisca un po', ma spero di essere, diciamo, al 100%. È quello che ti auguriamo noi, perché quest'anno sembra che sia stata un'annata ottima fino a questo punto. Sì, fino a questo momento sì, non ho avuto nessun tipo di problema e la preparazione è andata bene. Adesso cominciano le gare importanti. Bene, adesso ti aspettiamo sabato sperando che la tua condizione migliori e che si risolva presto con un piazzamento. Se stai bene, qual è il tuo obiettivo?
Io voglio lottare come l'anno scorso per il titolo italiano di vertical. L'anno scorso sono arrivato secondo e quest'anno vediamo. Il podio non può bastare più, ci vuole l'oro. No, a me basta lottare fino alla fine per la vittoria. Poi se qualcuno è più forte di me va bene così, però vorrei lottare al 100%. E la condizione vedo che c'è, forse anche il morale adesso è abbastanza importante che sia alto, perché fra meno di un mese abbiamo anche la Tre Rifugi. Quello è un altro appuntamento importante per me. Sono già stato 2 volte a provare la salita, a fare allenamenti sulla salita. E anche quest'anno io punto ad arrivare super primo e vediamo anche di provare ad abbassare il mio personale. Vuol dire scendere sotto i 30? No, scendere sotto i 30 ho provato un po' di passaggi, è quasi impossibile. Già mi basterebbe fare 30. Sarebbe uno dei migliori, no, sarebbe sicuramente il miglior risultato ai regionali in tutti questi anni di Tre Rifugi. Sì, perché mi pare che il miglior tempo regionale sia di Giorgio Di Centa, se non sbaglio, con 30 e 40. E quindi sì, se riuscissi a fare meno di quel tempo lì sarebbe una grande soddisfazione. Rosy Martin, conclusa la fatica tra la pioggia e il tempo abbastanza inclemente, seconda classificata, contenta? Sì, sono molto contenta perché sono riuscita a stare abbastanza dietro alla prima, che di solito mi dà un bel po' di più, sono soddisfatta, sì. Tu stai andando bene quest'anno, non si può dire che stai andando male, hai degli appuntamenti importanti in questo periodo di agosto? Sì, beh, la prossima gara sarà la staffetta delle vette e quella dopo la Tre Rifugi. La Tre Rifugi con una squadra forte, una squadra per piazzarsi bene. Vedremo, vedremo. Dopo i grandi è toccato ai più giovani, una quarantina in tutto, affrontare il percorso di 1,8 km, dove a vincere sono stati Matteo Ragonese, Nordic Running Team, e Veronica Buzzi, Tosi Tarvisio. Si sono imposti nella classifica finale a punti del circuito Alessandro Mazzili, Stimau Cleulis e Melissa Lucia Serafini, Team Sky Friul. Nei cadetti Matteo Ragonese, Nordic Running Team, e Veronica Buzzi, Sci Club Weissenfels. Nei ragazzi, da sottolineare che la Tosi Tarvisio è scesa in forze dalla Valcanale per partecipare a questo circuito. Al di là dei piazzamenti, che a questa età sono di secondaria importanza, è fondamentale il messaggio e l'insegnamento che manifestazioni come questa possono dare ai ragazzi per una equilibrata crescita tecnica, sociale e umana. Ai tecnici e ai dirigenti dei gruppi sportivi spetta poi il delicato compito di trasmettere queste fondamentali nozioni di base agli atleti del futuro. Vince ancora l'Africa nel 95esimo Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, ma c'è un azzurro con un pizzico di Friuli Venezia Giulia tra i protagonisti. Sale infatti al terzo gradino del podio nella tradizionale gara su strada della cittadina palermitana Necagene Crippa, atleta che ha vestito i colori regionali della Trieste Atletica dal 2015 e da gennaio di quest'anno è entrato nelle file dell'esercito.
Dopo aver provato anche la maratona, sul finire del 2017, una lunga serie di infortuni lo aveva indotto a smettere per dedicarsi al lavoro in un ristorante. Nel febbraio 2018 ha deciso di riprendere a correre e su iniziativa del tecnico Roberto Furlanic si è trasferito a Trieste per rimettersi in gioco e ha vinto la scommessa. Bronzo a squadre nel 2018 agli europei di cross da esordiente in nazionale maggiore. Nel 2019 ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto di mezza maratona. La sfida di Castelbuono si è risolta all'ultimo giro. Con la progressione di Mark Lomecut, il keniano ha chiuso in 35-17 sull'impegnativo circuito di 10 giri da 1134 metri l'uno, con 3 secondi di vantaggio sul burundese Oliver Irabaruta, Quercia Trentin-Grada, terzo come detto il 26enne dell'esercito con 8 secondi di distacco dal primo. Era da 5 anni che un azzurro non entrava tra i primi 3 a Castelbuono, dall'edizione del 2016 quando si piazzò secondo Yeman Crippa, fratello di Neca. Fra lampi e tuoni, la 27esima edizione della staffetta delle vette di Ravascletto si è comunque svolta senza incidenti di sorta e ha visto l'ennesima affermazione dell'Aldo Moro Paluzza sui cugini della Timau Cleulis. Erano in palio i trofei Emiliano del Fabbro e Taddeo da Pozzo, il primo riservato al settore femminile, il secondo a quello maschile. Il classico percorso era suddiviso in 3 frazioni, Conca Valcalda, Casera Valsecca, poi il girotondo del Piz di Meda con uscita a Forcella Crasulina e rientro a Casera Valsecca, infine la picchiata su Ravascletto. Il team paluzzano con Michele Sulli, Michael Galassi e Sergei Murkininov si è imposto nel tempo totale di 1 ora 38 e 2 e ha piazzato al terzo posto anche la seconda squadra, Nicolò Francescatto, Nicola D'Andrea e Marco Craighero. La vittoria degli atleti di Andrea Di Centa è stata limpida, ma non schiacciante, visto che il terzetto della Timau Cleulis, Antonio Puntel, Luca Del Fabbro e Federico Bitussi, è giunto al traguardo con un ritardo abbastanza contenuto di 1 minuto e 4. In campo femminile l'Aldo Moro ha fatto doppietta. Primo posto con Rosy Martin, Anna Finizio e Paola Romanin. Secondo con Caterina Bellina, Jaska Martin e Chiara Banelli, mentre sul terzo gradino del podio ha chiuso la squadra mista Atletica Buia Liberta Suline, composta da Martina Ottogalli, Arianna Del Pino e Anna Gubiani. Nessun record è stato ritoccato, viste le difficili condizioni climatiche. Soddisfazione per il felice esito della manifestazione è stata espressa dal presidente della società organizzatrice Claudio De Crignis. E ora sentiamo Greta Iuri che ci parla di un evento che si è tenuto per ricordare Bernardino Ceccarelli. Rievocando il presidente Bernardino Ceccarelli. È questo il titolo dell'incontro che il Centro Regionale Sportivo Libertas ha voluto dare a questa iniziativa per non dimenticare un uomo, un imprenditore, uno sportivo a tutto campo che ha lasciato un voto profondo nell'ente di promozione. La cerimonia si è tenuta all'Istituto Tomadini e il presidente regionale Libertas, Lorenzo Cella, ha portato il proprio saluto agli intervenuti. Con Ceccarelli, ha detto, avevamo ideato questa cerimonia che doveva essere celebrata a conclusione del suo mandato come presidente regionale Libertas. Non siamo riusciti a proporla in tempo perché, ha continuato, la malattia ha provocato la sua dipartita. Ho pensato di dare un significato particolare al piccolo presente che verrà assegnato alle persone premiate, la luce, traendo spunto dal messaggio che ha lasciato Ceccarelli. Un saluto da parte del Centro Nazionale Libertas lo ha portato la consigliera Franca Bolognin. Sono seguite le testimonianze del dottor Stefano Beltramini, delegato del presidente provinciale Libertas di Udine, Antonio Maria Bardelli, del vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, dell'onorevole Angelo Compagnon e del senatore Giovanni Di Benedetto. Omaggiati i presenti provinciali Maurizio Degano, Gorizia, Ivo Neri, Pordenone, Livio Lupetin, Trieste e Venanzio Ortis, Udine. La cerimonia si è conclusa con la premiazione della squadra di basket Libertas Pasian di Prato. Con questo si chiude qui anche la puntata di questa settimana. Grazie per il fedele ascolto. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Months.